Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi è venerdì 11 marzo, quindi esattamente 2 giorni prima della prima gara di quest'anno e della prima marathon della mia vita. Io non ne ho mai fatte, quest'anno si inizia con Bardolino, in cui c'è l'obbligo, diciamo, per gli Open di correre il percorso marathon, ma tutto sommato meglio, così avrò modo di testarmi in una cosa che per me è nuova. Quindi sarà un weekend tutto da scoprire e da riscoprire, perché sentirò dopo qualche mese le sensazioni che si provano in gara. Questo è un vlog, diciamo, di un weekend di gara che ho intenzione di portare per ogni gara che farò. Spero che possa interessarvi. Intanto oggi ho fatto uno scarico proprio un'oretta e mezza tranquilla. Stasera ho il massaggio, poi cena a letto presto. Domenica un'altra oretta e mezza, però con qualche accelerata per cercare di sbloccare un po' cuore e gambe. Anche domani sarà una giornata tranquilla e poi domenica è il grande giorno. Ragazzuoli, buongiorno. È sabato, il giorno prima della gara. Sono riuscito già a fare danni, ho rotto un raggio, vabbè, l'abbiamo cambiato, siamo passati in negozio e ce l'ha messo a posto. Allora, adesso facciamo un giro tranquillo, ho su mezz'oretta, qualche accelerata e dopo torniamo a casa a fare un po' di agilità così e ci riposiamo oggi pomeriggio. La prima ripetuta mi sono dimenticato di filmarvela. Vi faccio vedere questa che comunque è uguale. Devo fare 2 minuti un po' più spinti. Vado, Tocchiamoci i maroni, va là. Quindi questa è andata. Il pre-gara l'abbiamo fatto. Le sensazioni sono strane. Cioè, le gambe dopo il massaggio sono sempre un po' imballate. Poi, non essendomi ancora provato, effettivamente non so quanto e dov'è il mio limite. Comunque dai, siamo fiduciosi per domani. Non ho in mente quale potrebbe essere un obiettivo giusto per me, insomma. Comunque dai, le temperature speriamo che siano un po' più alte domani, perché fa freschetto ancora. Ho l'invernale, pantaloni lunghi. Domani vorrei correre in corto, per cui speriamo in bene. Adesso vado su, mangio, lavo la bici e poi gambe alte. Abbiamo fatto anche il bagnetto alla bestiola. Ragazzi, sabato sera sono le 9:45, adesso la mia direzione è quella. Domani sveglia alle 5:30 e partiamo, quindi è meglio andare a letto. Ci vediamo domani noi. Ciao ciao! Buongiorno. Andiamo a cambiarci, facciamo riscaldamento. Super uomo. Raga, ci siamo, vado a fare il riscaldamento e noi ci vediamo dopo.
4, 3, 2, 1, partita la Valvolia Bike 2022, buona gara a tutti! Vai Leo, vai Leo! Salmondrino! Dai Giacomo, dai! Siamo ancora qui e siamo, vedi, è andata anche abbastanza bene. Domani vi racconto meglio, dai, perché adesso non sono molto in grado di parlare. Giusto per reintegrare. Ebbene ragazzi, siamo arrivati al lunedì, il giorno dopo la gara, ultima parte del video dove vi voglio raccontare come è andata effettivamente la gara e come mi sono alimentato durante la gara. E dunque, come è andata ieri? Ieri devo dire è andata bene, ho capito subito qual era il mio limite ancora in riscaldamento, quindi mi sono riuscito a gestire perfettamente e meglio di così non avrei saputo fare. Diciamo che se tornassi indietro rifarei tutto allo stesso modo. Per quanto riguarda il risultato in classifica, con gli atleti che c'erano ieri era impossibile pensare di fare un risultato, diciamo, di spessore, quindi diciamo che è andata bene così. Sono arrivato al 64esimo assoluto mi sembra e 40esimo open, quindi elite più under. Va già bene così. Per quanto riguarda l'alimentazione durante la gara, avevo chiesto consiglio al mio allenatore, il quale mi aveva detto circa 90-100 grammi di carboidrati all'ora e tra solidi e liquidi. E essendo una marathon comunque strutturata su 2 giri, è stato anche più facile gestire i rifornimenti. Infatti c'erano mia mamma e il suo compagno Stefano che mi passavano la borraccia con i gel a ogni giro, e in più anche il papà di Riccardo è stato bravo, mi ha passato un gel sulla prima salita del secondo giro. Dunque in totale durante la gara ho mangiato 5 gel SIS, io mi trovo bene con quelli SIS, di cui 4 normali e 1 alla caffeina all'ultimo giro. Poi 3 barrette, quelle gelatinose energetiche, non so se avete presente, poi vi lascio la foto. 2 borracce da 500, sempre di un altro prodotto SIS che si chiama Go Electrolyte, una roba del genere, e mezza borraccia di Coca-Cola all'ultimo giro, che quella all'ultimo giro va sempre bene, quella per svegliare un po', ecco. E devo dire mi sono trovato bene con le energie, sono arrivato perfetto. L'unico problema che ho avuto durante l'intera gara è stata dei crampi sul quadricipite sinistro all'ultimo chilometro, ma vabbè, normale. Diciamo che dopo 3 ore di gara è anche normale avere qualche problema fisico, diciamo, ecco, di stanchezza, soprattutto se non si è abituati. Io sono abituato a fare cross country, che sono gare da 1 ora e mezza circa, quindi fare più del doppio della durata solita, la differenza si sente bene, sì. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato vedere un po' come si svolge il mio weekend di gara.
La settimana prossima ne arriverà uno ancora più completo, con anche la prova percorso compresa, della gara Coppa Italia che sarà a Maser di cross country. Raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale che a voi non costa nulla ma per me è un grande aiuto. Seguitemi sui social. Io ringrazio tutte le persone che ieri mi hanno aiutato con i rifornimenti, con i video, a Carlo che è il meccanico della squadra, a tutto il team bike Castelgomberto per il servizio che ogni volta offre alle Gran Fondo, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.